Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Sarò veloce, non voglio tediarvi. Registro questo video semplicemente per dirvi che ho aperto una nuova rubrica. Questa rubrica si chiama La letteratura delle biblioteche, dove parlerò appunto di libri che sono ambientati in biblioteche. Per fare questo, nel giornale letterario pubblicherò un articolo di 3 volumi con cui voglio iniziare questo tipo di discorso. Il primo è Penin di Nabokov. Tutti conosciamo l'ambientazione di Penin di Nabokov e da questo concetto partirò nelle riflessioni, soprattutto per quanto riguarda le tematiche erotiche e del protagonista al maschile, mentre per quanto riguarda il filone della letteratura femminile ho scelto Margaret Atwood. Margaret Atwood con fantasie di stupro. In particolare ho scelto 4 racconti: Gioielli per capelli, Le vie dei poeti, Ballerine e polarità, e per parlare non solo di ciò che io intendo per letteratura femminista e femminile, ma soprattutto per estrapolare anche l'atteggiamento della persona in biblioteca, all'università, nei luoghi in cui si ha a che fare col libro come sede di cultura e di sapere. In ultimo ho citato Jhumpa Lahiri con 2 racconti dall'interprete dei Malanni, Edito Guanda. Tutti conosciamo più o meno come Nabokov struttura la psicologia del personaggio Penin e in quale tipo di depravazione colloca certi atteggiamenti mentali. In Fantasie di stupro, invece, di Margaret Atwood, la domanda cardine è appunto questa: quali sono le fantasie di stupro di una donna? Si parte da questa domanda quando delle colleghe di ufficio si trovano a parlare di argomenti femminili. Io reputo, nei video precedenti ho fatto riferimento a Grazia Deledda e a Marguerite Duras. Il punto è questo: Grazia Deledda sono momenti storici diversi, contesti diversi, e Marguerite Duras è una delle pioniere, delle scrittrici che hanno anticipato gran parte della letteratura erotica e soprattutto psicologica. Grazia Deledda mancava di molti aspetti invece sottolineati in Marguerite Duras, perché appunto il contesto era diverso, la formula di scrittura era diversa e il paradigma della letteratura femminile era diverso. Io credo che oggi la letteratura femminile non possa non essere femminista, per esempio. Credo che fenomeni culturali e anche autori come per esempio Margaret Atwood siano imprescindibili oggi per una letteratura femminile. Volendo anche citare Virginia Woolf, è impossibile per una donna intellettuale non essere una femminista, secondo me. Poi si fanno tanti discorsi dell'essere buone femministe, cattive femministe. Io credo che il paradigma è cambiato. Non sono più i tempi di Marguerite Duras, sono i tempi, se vogliamo, di Margaret Atwood. Quindi tutto quello che viene nel corso di questo secolo è il frutto di una lotta femminista, è il frutto di una letteratura femminista. Quindi partendo da questo paradigma, che secondo me è il primo approccio non solo per una donna intellettuale, ma una scrittrice o qualsiasi tipo di donna che voglia agire di spirito e di pensiero. Il fatto è questo, che è molto più complesso l'argomento. Partendo dal paradigma che quindi secondo me la letteratura femminile degli anni zero è una letteratura femminista. Questo è il paradigma, secondo me, della letteratura degli anni zero e siete liberi di problematizzare, come vi ho sempre detto. Il fatto è che in Fantasie di stupro è molto più complessa l'analisi che muove la Atwood, molto più complessa, perché lei parla di un concetto di emancipazione femminile, di realizzazione femminile,
legato anche alla, sottilmente, ironicamente e in modo esilarante alla struttura psicologica di una donna. Il problema è questo: se noi andassimo in un ufficio e tutte le donne girassero intorno allo stesso uomo, sarebbe un sistema sociale del tipo conservativo? Sarebbe una lotta femminista? Sarebbe un qualcosa di giusto? Una donna fa bene ad andare col marito di un'altra per successo? A cosa si può spingere il femminismo? Quali sono i limiti del femminismo? Questa è la domanda che per esempio a me piacerebbe. Il problema è questo: il marketing generale, anche delle editorie e della letteratura, gira intorno a due concetti chiave che chiunque abbia fatto un corso di marketing base conosce: il dolore e il piacere. Una storia di dolore muove molto più pubblico rispetto a una storia di realizzazioni su base di competenza. In un sistema sociale un uomo frustrato è molto più produttivo di un uomo sano. Perché? Perché la percentuale degli uomini scrittori frustrati è maggiore di molto rispetto a quelli realizzati con una famiglia, con degli ideali di tipo non conservativo, ma con degli ideali di tipo nemmeno romantico, ma di costruzione di una realizzazione indipesa anche ad affetti considerevoli, a strutture di fiducia, di autonomia condivisa, di maturazione di un nucleo. Ora, l'uomo, dando per assodato che l'uomo infelice è l'uomo più produttivo, negli anni zero l'uomo infelice è l'uomo più produttivo. L'uomo modello vincente, non è altamente produttivo, a meno che non faccia una strategia dal nascere, ma generalmente i sistemi sociali ruotano sempre intorno a chi presenta dei dolori forti o delle forti frustrazioni. Ora, siccome i sistemi sociali vengono fondati sempre su base antropologica, potrebbe esistere in un romanzo distopico e assurdo un'antropologia, le porte che sbattono, un'antropologia di donne fondata sulla simpatia cooperativa e mimetica per uno stesso uomo? Questa è una domanda. A cosa si spinge una donna per realizzazione, per sete di realizzazione? Se io dovessi, è lo stesso esperimento sociale di donne che vivono la stessa classe, sarebbe a dire. Se io ho una simpatia per un compagno di classe e lo dico alla la mia amica psicologicamente riflette la simpatia, perché sono sistemi della psiche. Noi siamo uomini. Questo sistema sociale reiterato, soprattutto quando le donne vogliono realizzarsi in ambito editoriale, è una lotta, e non è una lotta per la realizzazione del tipo femminista, è una lotta dell'una contro l'altra. Cioè, sono fenomeni sociali perversi e violenti che andrebbero analizzati. Io non ho scritto un romanzo di questo genere, perché non era mia volontà affrontare un romanzo del genere, ma mi piacerebbe affrontare romanzi simili, cioè far vivere una storia continuata di donne che si trovano nello stesso sistema sociale e devono realizzarsi avendo necessità, per esempio, di un capo o della firma di un capo, perché fanno tutte le segretarie o tutte lavorano nella stessa azienda. Per fare questo, quante di loro, ripeto, farebbero le scarpe alla collega? Quante di loro? Cioè, in questo senso entriamo in quello che è il sistema della competizione femminile, che non è di certo un sistema femminista. La competizione femminile è un altro canto e secondo me va trattato partendo dal paradigma che tutta letteratura femminile degli anni zero è una letteratura femminista e che dobbiamo superare questa categoria di letteratura, perché non esiste più una letteratura femminile che non sia femminista oggi. Allora, il processo quindi di realizzazione della donna porta il tifo, il classico tifo. Tutte quante fanno il tifo
o tutti fanno il tifo affinché una donna si realizzi. Quindi anche noi, nel momento in cui leggiamo questi racconti, simpatizziamo per la realizzazione dell'eroina quotidiana descritta da Margaret Atwood. Queste eroine molto spesso come in Gioielli per capelli, sono eroine che si realizzano ma rappresentano un tipo di frustrazione che deriva per esempio dall'amore non corrisposto. Ora, perché si verifica questo tipo di frustrazione? Perché si verifica la violenza urbana, sono dei racconti sulla violenza urbana, sono dei racconti che parlano degli anni zero, sono dei racconti contemporanei. Quindi il processo emotivo simpatico del pubblico sta anche nella realizzazione delle singole eroine. Io mi affeziono all'eroina perché voglio che si realizzi da sola. Ora, questo sistema del tifo, in un sistema sociale in cui magari tutte queste eroine sono inserite nello stesso sistema sociale, viene a diventare una competizione assoluta, una competizione che chiama una violenza inaudita dal punto di vista psichico. Ora, come si supera questo tipo di violenza? Io credo che paradossalmente se io amassi un uomo che è il capo del mio ufficio, io sono femminista e adoro non essere competitiva con le donne. Ora, su questo punto, il fatto è questo: io posso venire a conoscenza del fatto che magari il mio marito, il mio compagno è l'obiettivo di tutte le donne, ma sono consapevole che se io cambiassi compagno, quell'obiettivo cambierebbe. Cioè, perché? Perché psicologia, perché psiche, perché è un sistema pubblicitario. Le persone corrono dove c'è più folla, cioè tutti vanno dove c'è l'offerta. Non si vede una folla che va controcorrente, perché è il sistema del marketing. Si tratta a volte di una mercificazione del sentimento. Quindi la vera fantasia oggi qual è? Non è la fantasia di stupro, è la fantasia di un tipo di realizzazione su base spirituale, su base sacrale, su base nobile, una tifoseria su base professionale. Questo è quello che si verifica nelle vere fantasie di realizzazione delle donne. Ogni donna che quindi femminista e femminile ha una fantasia di realizzazione su base di competenza. Il successo facile piacerebbe a tutte, ma purtroppo qualsiasi donna d'ingegno arriva a capire se un successo viene da operazioni commerciali o da frutto di sacrifici seri. Oggigiorno però ovviamente la competizione è talmente alta che la differenza è sottile, quindi potrebbe anche darsi che autrici siano contente di vincere a tutti i costi anche senza passare per delle strade di pura competenza. Ovviamente questo discorso è un discorso generale che vorrei approfondire in futuro, ed è probabilmente un discorso che andrebbe fatto anche su basi filosofiche. Io ho tracciato una linea amichevole e genuina, come una chiacchierata tra amiche. In generale, nell'ultimo passo dell'articolo che vado pubblicando, cito due racconti di Jhumpa Lahiri dall'interprete dei Malanni di Guanda. Il primo è quando la cura di Bibi Aldar e quando veniva a casa il signor Pirzada. Ho scelto questi due racconti perché parlano del tema delle biblioteche. Con questo spero di non avervi tediato e sono arrivata quasi a 15 minuti. Vi saluto, ciao!